Richiamandoci allo schema concettuale di Hirschman, quali sono a suo parere le potenzialità del sistema economico italiano che sono inibite dai rigidi paradigmi utilizzati per affrontare la crisi? Diciamo, i paradigmi che impediscono l'azione e che ostacolano la visione sono numerosi. Io vorrei citarne solamente due rapidamente. Uno riguarda il fatto che si è sottovalutato l'effetto sistemico della contemporanea andata in recessione di molte economie importanti collegate all'economia italiana, per cui spesso si vede la ripresa come molto vicina, ma di fatto questo dipende anche da quello che avviene in molti altri paesi accanto a noi. E l'altro aspetto riguarda il fatto che si è preso in maniera molto dogmatica l'idea dell'economia dell'offerta, che dice che la domanda non conta nulla. Invece quello che noi vediamo è che la domanda è invece cruciale, e quello che dovremmo avere è un tipo di paradigma in cui domanda e offerta hanno un ruolo importante. Ecco, in questo Hirschman, con il concetto di connessioni, ha esattamente sottolineato l'importanza di azioni che sia automatiche, che sia discrezionali che automatiche, che in qualche modo coinvolgono sia la domanda che l'offerta. E siccome noi abbiamo il Mezzogiorno come una zona in cui esattamente un impulso sia del lato della domanda che dell'offerta sarebbe importante che venisse attivato, in quel senso lo schema di Hirschman può essere ancora importante, e credo che le potenzialità oggi sono soprattutto nella ristrutturazione del sistema, laddove sia nella parte pubblica che nella parte privata è carente. Quali sono i fattori di spinta pubblici e privati che potrebbero attivare o modificare la struttura delle connessioni del sistema economico italiano e ridurre le ampie disuguaglianze di reddito? Ma intanto bisogna chiedersi da dove vengono le ampie disuguaglianze di reddito. Un fenomeno recente riguarda la formazione di una parte cospicua di lavoratori poveri, cioè di persone che ricevono un salario molto più basso di quello che garantirebbe una vita decente. Ecco, questa produzione di lavoratori poveri nasce da molte circostanze, ma una di queste è proprio la rottura del sistema del welfare, nel senso che il passaggio del sistema del welfare da un'attività pubblica ad una privatizzazione sregolata ha dato luogo alla formazione di lavoratori che sono presenti nell'attività di servizio con paghe e orari di lavoro assolutamente non paragonabili con quelli che sono invece le paghe dei lavoratori inseriti nell'organico pubblico. Ora, questo è una disuguaglianza che andrebbe riparata, e il fenomeno ha assunto proporzioni importanti anche in Germania, ma in Italia questo accentua le disuguaglianze perché il livello del reddito è molto più basso che in Germania, quindi la possibilità di avere vite veramente disagiate è molto, molto maggiore di quello che noi troviamo anche in altri paesi europei, in cui pure questo meccanismo è all'opera. Oggi le delusioni, per restare al pensiero di Hirschman, che potrebbero orientare i soggetti indotti da tempo all'individualismo verso azioni collettive per modificare l'attuale modello delle preferenze e ricercare nuove fonti di felicità. Sì, Hirschman ha scritto un libro in cui parla dell'oscillazione delle persone dalla sfera privata del consumo alla sfera pubblica. Cioè, una volta che le persone hanno una specie di disillusione per il fatto di consumare beni che non danno vera sazietà, si spostano verso la sfera pubblica, e quando invece trovano momenti di corruzione o di inefficienza o incapacità della classe politica, si riportano nel privato. Ora noi abbiamo purtroppo tutte e due le cose, cioè abbiamo una spinta al consumismo, e contemporaneamente abbiamo corruzione, per cui
diciamo, non è tanto un passaggio dal pubblico al privato, perché la corruzione è endemica, per cui non c'è una spinta a tornare al privato, ma invece al contrario forse una spinta ad un'altra politica, non a quella che viene normalmente praticata. Quindi diciamo, noi abbiamo un danno anche per il fatto che la politica è diventata molto personalizzata, e mi sembra impressionante il fatto che nelle primarie adesso del Partito Democratico, per esempio, nessuno parli di squadra, ma tutti parlano di piccoli leader, che nessuno dei quali però parla di contenuti concreti specifici. Ora invece per guidare sia un partito che uno Stato sarebbe importante sapere i contenuti, sapere come si lavora in squadra e che tipo di coinvolgimento si vuole attuare con le persone. Ecco, questo vuol dire che la politica è diventata individualistica e non è più come al tempo in cui scriveva Hirschman, una cosa che si contrappone alla sfera privata. La sfera privata è nella sfera pubblica e questo è un elemento inquinante della vita politica. Quali sono le esperienze che possiamo valorizzare per modificare in modo radicale il quadro di riferimento e le scelte che ne conseguono? Hirschman ha dato molto peso alla attivazione di connessioni che possono anche sostituire le importazioni. Ora, io credo che il problema maggiore dell'economia italiana è quella che ha un mercato interno troppo povero, troppo ristretto. Come si fa a espandere il mercato interno? Ecco, qui ci guida l'esperienza di molti paesi che hanno espanso il mercato interno attraverso una sostituzione delle importazioni. Si potrebbe immaginare, per esempio, che il Mezzogiorno, che adesso viene, come dire, spinto a competere con gli altri paesi, invece che soltanto esportare all'estero, potrebbe esportare verso il nord, sostituendo le importazioni del nord. Così è avvenuto negli Stati Uniti tra il 1815 e il 1860, così è avvenuto in molti altri paesi, perché l'espansione del mercato interno non è una cosa automatica, può essere agevolata, può essere sostenuta dall'intervento dello Stato, senza per questo ricadere nei carrozzoni burocratici che ci hanno afflitto spesso, soprattutto negli ultimi 10 anni, non tanto nei primi anni della Cassa del Mezzogiorno, che invece secondo me hanno attuato delle infrastrutture che erano comunque necessarie. Il problema della Cassa del Mezzogiorno è che è stata abolita senza sostituzione, senza che nessun altro elemento trainante venisse associato allo sviluppo del Sud. Io credo che le uniche possibilità di uscire dal ristagno dell'economia italiana è quella di sfruttare le grandi potenzialità che ci sono nel Sud Italia, che troppo spesso sono nascoste o occultate attraverso gli stereotipi della mafia o di altre circostanze che certamente sono presenti, ma che non descrivono completamente quella realtà, che è una realtà complessa, variegata e con molte potenzialità. Quali sono gli ingredienti della crisi presente da cui si potrebbe partire per tracciare una via d'uscita dalla crisi stessa? Io penso che certamente è indispensabile che si crei un fronte negoziale in cui l'Italia, accanto ad altri paesi europei, ridiscuta le clausole che hanno dato luogo a un'architettura sbagliata dell'Unione Europea, in cui l'unione monetaria non è stata seguita poi da passi successivi che dovevano essere l'unione fiscale e l'unione politica. Io credo che in questa situazione l'unica possibilità per i paesi europei che sono attanagliati da una crisi sistemica che non riguarda solo l'Italia ma anche tutti gli altri paesi è quello di fare un fronte comune contro la Germania, che in questo momento sta utilizzando l'assetto attuale dell'architettura europea a proprio vantaggio, ma un vantaggio di corto raggio, perché di fatto alla lunga anche la recessione che si è diffusa nella periferia europea finirà per essere presente anche nella Germania, e già adesso vediamo appunto le grandi differenze di reddito che si trovano all'interno stesso della Germania. Quindi mi sembra che una via di uscita
complessiva passi attraverso quel negoziato di cui ho detto, ma naturalmente non bisogna dare la colpa solamente alla Germania, ci sono certamente delle cose che si possono fare anche in Italia e credo che nessun tipo di intervento possa avvenire se non si ripara, per così dire, la macchina dello Stato, che è profondamente malata, sia per quando non è capace di spendere o spende troppo male, sia quando non è capace di raccogliere le imposte. Ora questo compito è sicuramente preliminare rispetto a qualunque altro, ma appunto questo vuol dire che non si può dare la colpa solamente all'esterno, bisogna fare una profonda autocritica e da questo punto di vista sarebbe molto diverso se il processo di automazione delle procedure burocratiche avvenisse in maniera intelligente e non secondo quelle procedure che io chiamo di cretinismo tecnologico, per cui per esempio si obbligano gli insegnanti a abolire il registro cartaceo e usare il tablet, poi non c'è la connessione, non ci sono i tablet e quindi queste fughe in avanti ridicole molto meglio danno solamente adito al neoluddismo, cioè al rifiuto dell'applicazione intelligente dell'elettronica. Quindi io credo che ci sarebbero grandi spazi per modernizzare lo Stato attraverso un uso non puramente propagandistico di questi strumenti elettronici, ma sarebbe importante che lo Stato contemporaneamente desse, per così dire, la garanzia del pieno impiego, perché sicuramente l'automazione è in prospettiva suscettibile di ridurre l'occupazione. È necessario quindi avere un progetto e quindi anche una garanzia che lo Stato non lascia amare le persone che sono destinate a perdere il lavoro per ragioni di miglioramento dell'efficienza burocratica, ma invece hanno progetti di riqualificazione e di reinserimento in altri posti di lavoro. Io credo che da questo punto di vista i paesi scandinavi hanno molto da insegnare ai paesi come l'Italia che non hanno invece questa tradizione.